Coronavirus, l'epidemia cresce. In Veneto l'RT sfonda l'1 e va a posizionarsi a 1,12 con un tasso di positività al 3,62%. Insomma, l'orizzonte è sempre più arancione in un'Italia che vira sul rosso. E Luca Zai avverte: allacciarsi le cinture, turbolenze in volo. Penso che sia verosimile, purtroppo, di ritornare a ballare un po', nel senso ballare in senso negativo, nel senso che in questo l'aereo comincerà ad avere delle turbolenze in volo. Abbiamo una regione che rischia di passare, anzi dico rischia perché è corretto dirlo finché non ci sarà la determinazione domani, e se accadrà, accadrà dal lunedì, ricordiamolo ai cittadini, in area arancione, però con dei tassi di ospedalizzazione ancora affrontabili. Certo è che siamo preoccupati dall'andamento, da quello che sta accadendo nelle altre regioni. Veniamo da ormai 2 mesi abbondanti di calo. Questo ci ha permesso di ridare ossigeno agli ospedali, alle strutture, di riaprire anche con le prestazioni. Però sapete, quando ci si scotta con l'acqua calda poi si ha paura anche di quella fredda, come si dice. Ai cittadini dico che se vogliono veramente che questa storia finisca velocemente e abbia un impatto basso, bisogna che tutti noi ci mettiamo in testa di utilizzare la mascherina e il distanziamento e l'igiene delle mani. Punto. Fronte scuola, il Veneto ora deve affrontare un'analisi seria della situazione epidemiologica nelle scuole, secondo logiche comunali, ma non è ancora deciso nulla. Rispetto alla prima fase c'è il tema che ci sono ovviamente delle varianti che pesano di più sui giovani rispetto alla prima fase, quando addirittura si diceva i ragazzi delle scuole non hanno problemi. Considerate che abbiamo l'unico vantaggio, se così si può definire impropriamente, che abbiamo con la scuola, che è quello che comunque possiamo garantire una didattica a distanza. La campagna di vaccinazione. A marzo si prevede un aumento delle dosi rispetto a gennaio e febbraio. La programmazione è fondamentale per raggiungere un grado soddisfacente di efficienza. Poi, a chi è stato infettato da meno di 6 mesi, si applicheranno le disposizioni della circolare dell'ente regolatore europeo delle epidemie. Chi ha avuto l'infezione da meno di 6 mesi avrà una dose di vaccino e non 2 dosi di vaccino.